Buon pomeriggio signori, eccoci tornati nella nostra galassia lontana lontana, dove è presente la rifondazione URSS, che è un sistema, un insieme di sistemi che hanno lo scopo di riportare l'URSS, ovviamente, nella galassia, di distribuire i beni a tutti, una specie di Babbo Natale in versione dittatoriale. Il problema qual è, ragazzuoli? Il problema è che siamo entrati in guerra. Siamo entrati in guerra, ce la stiamo passando veramente molto male. Metà dei nostri sistemi sono sotto controllo nemico. Guardate qua. E perché siamo entrati in guerra noi? Mannaggia la pupazza. Noi siamo entrati in guerra perché i nostri alleati, i Genocidian Kingdom, erano entrati in guerra con questi. Noi nel tentativo di prendere di spartirci, insomma, una specie di. È stato come un asse quasi russo-tedesco, no? Della seconda guerra mondiale, nel senso che il nostro Aliferan qua era un po' la Polonia. L'idea era ce la spartiamo a metà e entriamo in guerra anche con questi del nord, ma in 448 li facciamo fuori. In realtà, sorpresina sorpresona, questi erano belli agguerriti e questi, i nostri amici alleati, non hanno fatto una mazza. Perciò siamo trovati da soli contro due, tra l'altro che ci attaccavano in due parti completamente differenti. E abbiamo subito, ragazzi, abbiamo subito tantissimo. Ora siamo in ripresa, la nostra flotta è stata sconfitta definitivamente una volta. Ma diciamo che insomma siamo messi abbastanza bene. Abbiamo però due problematiche importanti. Abbiamo un problema di rivolta. Di rivolta su questo pianeta che potrebbe staccarsi dal nostro sistema. E tra l'altro è un pianeta abbastanza importante perché è molto grosso e ci dà delle risorse anche molto molto importanti. Perciò vediamo di aumentare la stabilità già adesso. Vediamo se riusciamo. Ci dovrebbe essere una roba che ci aumenta la stabilità, vediamo. E però non c'è, che è quella dell'esercito. Quindi devono aver fatto un aggiornamento, ragazzi, perché io mi ricordo che c'era. C'è sempre stata sta roba. Allora, ho fatto la polizia, ma non è messa bene qua la polizia. Per niente. Non riesco a capire perché la stabilità qui sia così bassa. Siamo in rivolta planetaria e ok. Però che cacchio. È un problema. È un problema. Allora, andiamo a vedere qual è il problema. Perché alla fine sono solo i nostri qua. Cioè, non capisco. A parte che li ho deportati, quindi ok. Però poi la maggior parte sono robot. Non capisco quale sia il problema. Allora, vediamo. Magari riesco a mettere qualcuno a capo che mi dia una mano, ma. Ma no, non. Questo pianeta qua, ragazzi, sono destinato a perderlo, eh. Cioè, se continuo in questa direzione, sono destinato a perderlo. Proviamo a mettergli questo, vedere se cambia. Però, no, ancora peggio. No, ancora peggio. Tanto ci sono dei debris da analizzare. Non so cosa fare, ragazzi, per questo pianeta qua. Dobbiamo capire cosa riuscire a fare. Non. Sono veramente anch'io indeciso. Intanto, scusate, gli scienziati abbiamo solo questa navettina qua. Abbiamo solo una Sputnik, perfetto. Allora, facciamone un'altra, dai. Facciamo un'altra Sputnik perché ci serve. Tanto qui. Allora, sì, aumentiamo. 75% di crimine. E là. E la Peppa, cosa sta succedendo qua?
75% di crimine è tantissimo. Allora, rimpiazziamo. Tanto non mi serve questa cosa qua da scienziati. E andiamo a fare questa qui, ok. Quindi invertiamo. E poi andiamo a fare come decisione Enforce qua, fa niente, anche se vado in debito non mi interessa. Lo recupereremo in qualche modo. Qui siamo messi abbastanza bene con 3 di crimine. Allora facciamo che spostiamo la popolazione e la portiamo sul pianeta problematico. Quindi perché non riesco a portarla? Scusate. Ah no, ok, perché si chiama in un altro modo il pianeta. Cos'è che è? Pixies Reform. Ok, allora cambiamo il nome del pianeta. Allora, Pixies Reform, Resettle. Allora, ok, da Puzzingran li portiamo qua. Però vedete, cioè la maggior parte sono dei nostri. Non so capire perché non vogliano, non ci sia questa stabilità. Adesso ne ho portati due, vediamo. Effettivamente la stabilità è aumentata. Allora io posso buttargli dentro un sacco di... Vediamo se è cambiata qua. Aspettate, 2.1. Ah, è migliorata. Allora, io a questo punto posso farlo. Facciamo reset e gli butto dentro da Puzzingran. Allora, i criminali no. Gli butto dentro un po' di gente. Vedete, guarda, scende bene, sta scendendo. Allora, continuiamo a buttargliela dentro e vediamo cosa succede. Questi intanto li assorbo io. Ah, mi dice che però... che però non va bene. Ok. E la buttiamo dentro e siamo a 1,4. Ok, molto meglio. Molto meglio, ma ancora lontani dall'obiettivo. Tra l'altro siamo al massimo, quindi non possiamo poi far molto effettivamente. Ma non capisco perché ci sia questa rivolta. Perché abbiamo problemi con l'etica. Ok, con l'attrazione. Però, etica attraction. Però, ragazzi, cosa posso fare io d'altro? Non è che posso fare poi molto. Non ho neanche abbastanza minerali. È un casino, è un macello, ragazzi, è un macello. Bene, benvenuti. Benvenuti, benvenuti. Allora, intanto uniamo la nostra flotta. E allora, facciamo questo attacco qua, questo colpo gobbo. Appena questa flotta sbarca. Ci ho dichiarato rivalità, infame, maledetto. Ok. Perfetto, guardate ragazzi, stiamo rientrando. Ok, stiamo rientrando con le politiche. Perfetto. Allora, pronti, partiamo. Bene, bene, bene. Si avvicinano. Siamo pronti con lo scontro, ragazzi. Siamo pronti, siamo pronti. Intanto su Vlad primo abbiamo un problema di specialisti. Ok. Ah sì, perché era collassato, sì. Va bene. Allora, se su Vlad primo abbiamo questo problema qua di surplus, io direi che li spostiamo nella capitale. Sì, vabbè. Vabbè, giallo direi che va bene. Quindi mandiamo i Bavi nella capitale. Su Puzingrad. Sì, oddio, 64%, vabbè, insomma. Ok, perfetto ragazzi, li abbiamo stoppati. Ora andiamo a prenderci subito, subito, subito la nostra... il nostro pianeta, che abbiamo bisogno delle risorse di questo pianeta. Intanto il nostro ministro della difesa è migliorato. Guardate qua che bello il nostro ministro della difesa. Planetary Defense, minerali o
Danno contro le Starbase, direi che danno contro le Starbase. Anche perché, guarda caso, dobbiamo attaccare proprio la Starbase adesso. Quindi la nostra flotta è aumentata, è migliorata, bene. Poi bisognerebbe crearne un'altra, però ragazzi non abbiamo abbastanza risorse, è un bel problema. Intanto qua abbiamo la nostra flotta di trasporto, il pianeta è stato occupato, Blood primo no, ok. Perfetto. Perfetto. E qua c'è anche Sergingrado, perfetto, perfetto. Intanto qui stanno rientrando, bene. Anche se poco alla volta, però stanno rientrando. Ok, adesso ci riprendiamo ciò che è nostro. Perfetto, ci siamo ripresi questo pianeta importantissimo, questo sistema, scusate, importantissimo. Sarebbe andare a occupare anche quest'altro pianeta, quindi ci rispostiamo verso nord, ci riprendiamo tutti i nostri pianeti. Adesso dovrebbero rientrarci un po' di risorse. A breve. Allora, eccola qua. Trade route. Scusate, questa non ha il trade route. Ma porca miseria. Ok, e questa se ne va qua. Ok, benissimo, vedete, siamo schizzati tutti in avanti, perfetto. Adesso mi è venuto il dubbio, ce l'ha, no? Questa? Sì, ok. Qual è che non ce l'ha? Questa. Qua. Ok, ok, ci siamo. Qui abbiamo creato, ok, una nuova, ma adesso non mi interessa. Ok, ci stiamo prendendo questo pianeta qui, perfetto. Sistema, più che pianeta. Ok. Andiamo a vedere la nostra flotta dove sta. Qui ce ne sono 9, qui 5. Ok, questi 5 devono raggiungere questi assolutamente e unirsi. E la nostra flotta invece, eccola qua, la flotta rossa. Ok, può andare a prendersi questo pianeta adesso. Tanto è passata una... È passata una proposta, ma non ho visto quale. Porca miseria. Porca miseriaccia. Diplomazia. Allora, qua ci chiedono la standardizzazione. L'hanno promossa i nostri nemici. Però per me va bene. Quindi anch'io sono favorevole a questo. Dobbiamo aumentare i commerci. Bene, intanto la nostra flotta c'è. Ok, ci facciamo un altro sistema. Liberato un altro sistema, perfetto. Ok, qui c'è una loro nave, va bene. Liberiamoci tutti questi sistemi qua. Fate vedere la flotta rossa come è messa. Qui 20. Ok. Allora, qui 20. Forse mi conviene fare così e aumentare di 1 qua. Conciatina, conciatina. Andiamo adesso, ok, posso andare a ripararla. Oddio, ragazzi. Oddio. Ci attaccano. Ci attaccano, però entrano tutti i nostri alleati, Entrano tutti i nostri alleati. Quindi, ragazzi, maxi guerra. Un'altra maxi guerra arrivata. Allora, io qua avevo fatto un bel po' di difese. Le devo migliorare. Mi prenderanno sicuramente il pianeta in rivolta, però, vabbè, quello non ci posso fare niente. Cazzarola. Allora, sono 16.000 e 15.000, ragazzi. Ragazzi. Qua si rischia il default. Allora, devo tirargli giù una di queste, perché se gli tiro giù una di queste, poi sono... No, peccato che non riesco a utilizzare l'oro. Peccato. Ah, i miei alleati hanno un 10.000, i miei sudditi, Un 10.000 ce l'hanno. È questi che non capisco cosa stanno facendo.
Questa quanto è? Non me lo fa vedere. Non me lo fa vedere. Allora, ragazzi, devo archiviare una guerra io perché al- altrimenti non riesco più a gestirle. Spariamoci ste unità. Eccoli, sono arrivati. Va bene. Niente, non possiamo farci nulla. Io ho mandato in ordine però una nave esplorativa. Status quo. No, declina. Siamo ancora lontani dalla vittoria, però ce la potremmo fare, ce la possiamo fare. Non posso perdere questi territori, ragazzi, sono troppo importanti, quindi continuiamo così su questa strada e poi vedremo. Allora, qua ci mandiamo il nostro scienziato che non sta facendo una beata minchia e diciamo di ricercare. Questa la cambiamo e la chiamiamo Sputnik prima, second generation. Ok. Ok. Ragazzi, situazione è veramente creepy. Ma veramente. Qua ovviamente ci stanno massacrando. Cosa vogliono qua? Allora, vabbè, una roba di un plot scoperto. Facciamo... No, facciamo così. Aspetta. Posso reclutarli, vediamo un attimo. Bene. Qui è rientrata l'emergenza. Fatemi vedere, posso reclutarli? Fatemi vedere. No. No, allora, qua... Allora, un'emergenza è rientrata, bene. Un'instabilità è rientrata, perfetto. Dai, ragazzi, però, forza. Mamma mia, che bordello, ragazzi. Devo andare a difendere questa qua. Ce la faccio? O mi conviene salire? Cosa faccio, ragazzi? Ah, se salgo archivio tutti questi gol qua. Va bene, dai. Sperando non mi arrivi in faccia. Non mi esploda in faccia tutto. Allora qua facciamo una bella cosa. Potrei fare un'altra stazione. Chiaro che se mi attaccano... No, dai. Piuttosto rinforzo la flotta. Quanto siamo adesso? 8003. Poco. Allora, miglioriamo la velocità. Facciamoci un'altra flotta. Ah, è un disastro, ragazzi, è un disastro. Allora, qua cosa scelgo? Allora, se aumentiamo la difesa delle piattaforme. Guardate che arrivano. Arrivano? No. Stanno fermi perché vogliono assaltare prima qua. Ok, va bene. Allora, calmi. Andiamo qui. Siamo riusciti a fermare l'assalto, vero? No. Probabilmente non lo fermeremo. Ma mi sa che abbiamo ucciso il loro generale, da quello che ho capito, però. Magari mi sbaglio io. Ok, allora andiamo avanti veloce. Facciamo il giro così rientriamo.
Qui quant'era? 6.000 e mi hanno preso il pianeta, ok. Portiamo la nostra armata qua, allora. Fermi, fermi. Sì! No, aspettate. Sì, abbiamo vinto, cazzo, abbiamo vinto. Ok, perfetto, abbiamo sbloccato il limite comando capacità, perfetto, ottimo. Allora, ragazzi, qua possiamo già prendere una via evolutiva. Ok, ma io non vorrei farlo. Allora, sono cambiate un po'. Ah, si potrebbe fare questa, non tanto per la Monty Unity, ma per avere un'attrazione governativa maggiore, visto che ci sono stati problemi. Che la nostra nuova leader, nostra Napoleone, così soprannominata, potrebbe avere dei problemi a tenere unito tutto il sistema. Tutto il nostro impero, diciamo, chiamiamolo impero, ma... Sarebbe da fare Galactic Force Protection, perché... Sarebbe da fare questa, però... Non so se poi è utile ai fini, eh. Perlomeno immediati. Testare la Domination? No, non mi interessa. Io aumento la Starbase, ma ce ne ho già abbastanza. Monty Unity. Questa One Vision non sarebbe male. E starebbe anche nel gioco di ruolo, in realtà, del discorso della nostra Napoleone. Anche Mystery of Nature ci servirebbe. E Imperial Prerogative. Ah, Official Capacity più 2. Ah, anche questa. Non sarebbe male. Imperial Prerogative. Anche questa non sarebbe male. Interessante questa. Ah, qui è più sul militare, però. Noi abbiamo abbastanza... abbiamo un sacco di navi da poter costruire. Non siamo pieni di navi, siamo scarsi. Facciamo a One Vision, non mi dispiacerebbe, però io voglio fare prerogativa imperiale. Solo che adesso sarà un po' difficile attuare la prerogativa imperiale. Qua come stiamo andando intanto? Perfetto, grandissimi. Grandissimi i nostri alleati. Che li ha sfondato di qua. Grandissimi. Ok. Adesso facciamoci i pianeti, ragazzi. Ok. Cerchiamo di recuperare tutti i pianeti. Anzi. Andiamo qua e ci riprendiamo questo pianeta qui. Dai, dai, dai. Che pian piano. Poi scendiamo. Una volta che abbiamo chiuso questo problema qua, scendiamo. Andiamo a occuparci degli altri, se riusciamo in qualche modo. Intanto, cos'è che è successo qua? Ah, abbiamo dei leader che non sono a lavoro. Ah, il nostro scienziato questo qua. Va bene, ok, lasciamolo lì perché adesso non mi interessa. Beni consumo in picchiata. Va bene. Qui intanto abbiamo preso... Sì, abbiamo preso la Starbase, perfetto. Quindi andiamo a prenderci questo. Facciamo il giro così, riscendiamo. Che cazzo? Da dove sono arrivati questi? No, no, no. Cosa cazzo sta succedendo? Dove sono arrivati questi? Si sono jumpati? No, 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 no. Allora, voi dovete assolutamente entrare in difesa finché questi qua non se ne vanno. Ma porca puttana. Scusate ragazzi, però quando ce vo', Qua intanto ci riprovano. Ok, adesso la prenderanno di sicuro. Qui siamo a 15.000, va bene. Andiamo a rinforzare la flotta. Ok.
Spostiamola di qua. Ok, dai, polverizzateli. Che infami, se ne sono jumpati via. Ah, che infami, maledetti. Ok. Perfetto, exercitation, ok. Sì, facciamo energy. Perfetto, allora qui iniziamo a aumentare di 1. E qua andiamo a prenderci 500, dai. No, non voglio l'offerta di pace. Fatemi vedere una cosa. Allora, qua quanto sono dentro? Oh, madonnina. Fatemi vedere. Allora, 251. Io ho la mia che è... Quanto? 505, quindi... Ok, mi recupero questo pianeta, perfetto. Tranquillo, me lo piglio proprio. Ok, dai, facciamo il giro. Infami, oh, sti infami qua. Andiamo avanti. Qua intanto iniziamo a avere problematiche di stabilità. Perché non si sa, va bene. Allora, anche qui io creerei un'industria civile e poi facciamo un distretto. Dai, andiamo avanti così, forza. Bene, abbiamo liberato un altro sistema. Andiamo avanti. Cosa sta succedendo? Ah, qua. Hanno preso il pianeta adesso, vero? Non c'è il... Cos'era? Ah, robotica. Guarda, non mi interessa. Non stanno combattendo, si stanno combattendo. Ok, me lo prenderanno a breve. Va bene. Cioè, va bene, no, non va bene, però. Ok. Vediamoci quest'altro pianeta. Dai, che adesso scendiamo e andiamo giù. Oh, bene, i miei alleati gli stanno dando una sonora lezione a questi qua. Benissimo. Benissimo, benissimo. Intanto è salito di livello il nostro Teferop Lore, che dovrebbe essere la nostra. Adesso fatemi, non mi ricordo, fatemi vedere. È la nostra. No, Farnup Lore questa. Tefe è, ok, la mia ricercatrice. Ministro dello Stato. Ok, quindi stabilità. Vediamo se posso aumentare ancora la stabilità. No. Posso farla diventare un industriale. Ok. Cohesion. Interessante. Ma io voglio andare sul trade. Quindi mi pompa un po' il trade. Ok. Ok, liberiamo anche questo pianeta. Tanto sbarchiamo le nostre armate qua. L'abbiamo liberato questo pianeta qua? L'abbiamo già liberato? Sì, l'abbiamo già liberato, perfetto. Ok, quindi adesso ci sono tornate le risorse, perfetto. Adesso qua andiamo ad investire. Non è che ci sia molto da investire, della verità. Feature. Già il massimo. Andiamo a dargli... Ah no, siamo fuori di minerali, ok. Wow, è scoppiata un'altra guerra, ragazzi. È scoppiata un'altra guerra, sempre sul nostro alleato. Wow, che macello, ragazzi.
Qua è veramente un macello più finito. Scoppiano guerre come se fossero, boh. Fanno ploro, ok. La nostra leader, Codebreaker, no. Improve relation, assolutamente. Ce la giochiamo sul diplomatico, ragazzi, sta partita qua. Qui intanto andiamo ad attaccare. Qui portiamo le nostre truppe sotto. E la parte nord, la parte nord-est l'abbiamo... Oddio. Oddio, come default. Ah, ok, ok, ok. Perché siamo andati sotto. No, ce ne prendiamo ancora. Però dai, qualcosina adesso dovremmo avere, ragazzi. Allora, fatemi vedere. Dai, qualcosina dovrebbe migliorarmi. Un pochino. Pochino. Ok, abbiamo recuperato anche questo pianeta. Ora andiamo qua. Dai ragazzi, piano piano, piano piano, un po' alla volta. Il Sergingrado, ok. Qui ce l'ha. Qui c'è. Sergingrado mi preoccupa. Perché abbiamo una bassa stabilità. Perché abbiamo una bassa stabilità? Oh, avete a capirlo. E Puzingrad anche. No, Puzingrob, scusate, infatti mi sembrava strano. Allora. Dai, dai, piano piano. Ai ai ai. Qui. Cosa hanno intenzione di fare? Aumentiamo le difese a questo punto. Quanto è qua la difesa? 15.600. Dai, se riuscissi almeno ad arrivare con la mia flotta, gli darei una sonora lezione. Qua un macello, ragazzi, un macello. Intanto qui stanno sfondando mica male, eh. Vediamo, magari mi occupo di... Oddio, ragazzi, ma sono in quante guerre sono? Non avevo visto, siamo anche chiamati in questa. Mamma mia, ragazzi, ma cosa sta succedendo? Un casino dietro l'altro. Ok, perfetto. Questo non sarebbe male. Sì, lo facciamo. Facciamo questo, che ci aumenta la capacità di leader. Attenzione, attenzione. C'è lo scontro. Vediamo se posso fare qualcosa qua. Ragazzi, che cardiopalma, ragazzi. Che cardiopalma. Guerra totale, ragazzi. È una guerra totale. Allora, fatemi vedere. Governo. Ok, qua. Qua posso migliorare qualcosa. Vediamo. Ah, qui attivo questo. C'è qualcosa che mi aumenta, no, ne? Ok, a cristalli come sono messo? Ah, prendo tanti. Andiamo un po' in negativo. Un po' in negativo, però lo facciamo, lo attiviamo. Intanto le piattaforme aumentano la loro. Ok, abbiamo ripreso questa, andiamoci qua. Ah. Beh, però sono stati tanto danneggiati, eh. Se riuscissi a raggiungerli in tempo non sarebbe male. Adesso mi si è sbloccata la defense, maledizione. Allora, qui andiamo assolutamente sulle fabbriche civili, assolutamente, che dobbiamo potenziarle. Ci prendiamo ancora 500. Dai ragazzi, fateli. Porca miseria. No,
Assolutamente no. Chiudiamo il tutto. Devo liberare questi stati qua per chiudere la guerra con questi. Fatemi vedere tra l'altro nei claim. Io... Ok, ho messo questi, va bene. Ok. Ok, tentano il colpaccio. Allora, su Putingrad. Puzinglov mi dà problemi di stabilità. Facciamo un attimo. Su Puzingrad io ho... No, non ce l'ho più. Non ho una difesa. Me l'avevano fatta fuori. Porca miseria. Spostiamoci allora. Dai ragazzi, dovete arrivare prima che arrivino qua. Che è il nostro centro di produzione questo, vi ricordo. Quindi se ci prendono questo... Cioè uno dei nostri centri di produzione. Quindi se ci prendono questo per noi non va bene. Ma... Ah, ok, puntano alla capitale. Vabbè, ci sta. Puntano alla capitale, ma adesso li rispediamo da dove sono arrivati questi infami. Intanto costruiamo altre navi. Ok, destroyer, va bene. La nostra economia adesso precipita. Andiamo a curarci un attimo prima di ingaggiare. Allora facciamo un piccolo upgrade delle navi. Dai ragazzi, così mi aumenta di livello. Guarda qua che aumento di livello pazzesco. Dai, forza che devo bloccarli. No, allora questi non verranno. Ragazzi, che paura, ragazzi. Madonna, ragazzi. Ci insultano anche. Ci insultano anche. Ok, abbiamo la maggior parte delle navi. Ok. Quindi queste sono state potenziate. Ci insultano anche, ragazzi. Non contenti. Allora, qui. Ok, sta. Ok. Ci sono rivolte, ragazzi. Ci sono rivolte. Rivolta degli schiavi. No, scusate. Aspetta. Rivolta degli schiavi. Su Putzing Globe, qua. Che non ci sono abbastanza... Non ci sono abbastanza case per tutti, quindi... Resettle. Ok. E li spostiamo in un posto un po' più... Oddio ragazzi, guardate qua. Ah, perché siamo sotto, non l'avevo visto. A questo punto prendiamoci nel 2005. Ok. E qua si è messi male ragazzi, aiuto. Dai, forza, aggiornate qua. 10.600, siamo in vantaggio per ora. Vai via, non voglio nessuna offerta da te.
Ragazzi, però datemi una mano contro questi. Almeno una nave. Ok, è stata aggiornata, andiamo avanti. Ok, posso costruire, perfetto. Andiamo subito su questo. Allora, andiamo 80. No, non posso neanche. Allora, potrei comprarmi 1000. Me ne compro 1000 e qua faccio una aumento, scusate, una fabbrica. Qua assolutamente. Io ho una fabbrica qua. Adesso andiamo a scontrarci e poi chiudo il gameplay, ragazzi, perché siamo già a 40 minuti. No, ragazzi, Puzzing Globe dov'è che sta? Dov'è che sta? Qua. Puzzing Globe, ragazzi. Allora, posso dargli un distretto. Allora, reset. Su Vlad, primo. Allontaniamo gli schiavi. Cosa cazzo ho fatto? Oddio, ragazzi, oddio, cosa è successo? No, ragazzi, cosa sta succedendo? No, ragazzi. Ragazzi, cosa sta succedendo? La confederazione di Putin Globe dichiara guerra alla rifondazione URSS. Ragazzi, ci è scoppiata la rivolta in faccia. Ci è scoppiata la rivolta in faccia. Ma abbiamo così tante guerre che non so neanche cosa fare. Rischio di perdere tutti questi pianeti qua sopra, ragazzi. Non posso mollare l'osso. Ragazzi, siamo messi non male, di più ancora. Fatemi vedere, il nostro governo è rimasto. Ok. Ah, ci tolgono. Ok, gli scudi. Ok, abbiamo intercettati, benissimo. Benissimo. Benissimo, ok. Ci siamo ripresi la capitale, perfetto. Impenetrable border, però prima dovevamo farla. Dai, preserve order. Ragazzi, qua è un disastro. Qua è un disastro, lo vediamo nel prossimo gameplay. Comunque ci stiamo disintegrando, ragazzi. Ci stiamo disintegrando. Ci stiamo disintegrando. Va bene, dai. Adesso l'obiettivo mio sarà quello di andare... Ma oddio, in realtà li abbiamo fatti fuori, da qua. Sapete che mi conviene andare qua, riprendermi tutta questa zona, dichiarare pace con loro e tornare giù. Sì, ma io ho ancora l'armata. Credo di sì. Qui quanto è la nave? Non sappiamo. Abbiamo perso i dati anche di questa.
conviene far così. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Qua è una guerra totale, Ciao.